Eccoci qua amici, ben ritrovati, ormai ci seguite con attenzione, sapete che questo è l'angolo dedicato al mondo del lavoro. Invece di, tanto ringrazio e saluto il dottor Dric qui con Grazie a noi, il voi. nostro ospite fisso, invece di aprire parlando dell'azienda che lui rappresenta, prima subito spieghiamo agli amici a casa che ancora non lo sapessero di che cosa si tratta. Quando io dico L+, cosa significa, dottore? Lavori di pubblica utilità. Trattasi di un importante segno che la Regione ha dato ai problemi del lavoro, utilizzando dei fondi europei, che quindi l'Italia e la Regione Friuli-Venezia Giulia ha intercettato in maniera coerente, e che vorrebbero e che vogliono inserire nel mondo del lavoro dei lavoratori che in questo momento per aspetti riferiti all'età o riferiti alle esperienze pregresse o alla formazione che non c'è stata o quant'altro, per lavoratori appunto che non hanno un appeal o non sono interessanti al mondo sempre più competitivo del lavoro e che quindi attraverso questi progetti, che sono progetti di formazione, cioè in buona sostanza attraverso il progetto LPU il lavoratore viene portato a un percorso formativo che è un percorso formativo di preassunzione, è un percorso formativo di, anzi più che di preassunzione, di inserimento in quel determinato lavoro e poi che prosegue con una formazione continua. E a questo si aggiunge un percorso che è quello di imparare un lavoro, un mestiere e che quindi ha tanto più valore se pensiamo che attraverso questi percorsi si possa comunque trasformare in qualche maniera dei curricula di persone, migliorandole e rendendoli più interessanti per il contesto lavorativo. A questo proposito, dottore, come si colloca GSA, cioè l'azienda che lei rappresenta, vale a dire Gruppo Servizi Associati, ribadiamolo perché GSA sta per Gruppo Servizi Associati, in tale contesto come si colloca la sua azienda? Noi siamo da sempre una società che opera nel mondo dei servizi. Operiamo per conto di enti pubblici e privati, operiamo in tutta Italia, abbiamo circa 2200 dipendenti, siamo una società che opera secondo filoni di servizi legati al mondo della vigilanza antincendio, con personale di vigilanza antincendio privata che opera in tutta Italia, su strutture sanitarie, su strutture stradali, autostradali, che opera in ambito di alta specializzazione. Oltre ciò svolgiamo attività di servizi di controllo accessi e portierato nell'ambito sempre di strutture pubbliche e operiamo anche nell'ambito delle attività diciamo, di global service su tutti i clienti che possono essere di grandi dimensioni o clienti strutturati sul territorio. Nell'ambito di questo nostro settore ci piace sottolineare che in Regione i progetti LPU sono sicuramente una interessante opportunità per i soggetti beneficiari, ma certamente non le nego da parte nostra il piacere di essere presenti fortemente nella nostra Regione. Questo immagino. Fra i vostri partner in questo progetto che ricordiamo è particolarmente nobile perché dà una grande opportunità a chi ne ha veramente bisogno, parliamo in questo caso fra i vostri partner della provincia di Pordenone, quindi non un comune come abbiamo visto altre volte, dottore, ma un'entità come la provincia. In questo Sì, caso? in questo caso direi che siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con la provincia di Pordenone. Dopo magari le spiegheremo agli amici a Perché casa, parliamo di archivio, servizio, politiche sociali. politiche sociali, quindi il tema è certamente complicato. La nostra attività in questo ambito, nella gestione, in collaborazione, in partnership con la struttura stessa, con i dipendenti della provincia degli archivi, è un ruolo importante. Il contesto è un contesto, come dire, sociale di un certo tipo e quindi comunque il lavorare nell'ambito delle politiche sociali è sempre un'interessante opportunità. In questo senso siamo stati particolarmente contenti di operare in collaborazione e in partnership con questo settore della provincia. Riteniamo di aver fatto coerentemente il nostro mandato, quindi di avere dato una chance, un'opportunità
al personale che ha lavorato in questo ambito, che non dimentichiamo è sempre personale locale, quindi c'è un riverbero immediato nel territorio di appartenenza, per cui i lavoratori che vengono formati, che vengono poi istruiti e quindi operano in questo contesto, sono lavoratori che appartengono alla provincia stessa. Quindi il rapporto è territorio, ente che dà, attraverso di noi, che dà un immediato riscontro al territorio, quindi è certamente importante.